Bentornati a Televignole e alla trasmissione Mangiare giusto e spendere poco. Stavolta proprio veramente vi faccio spendere pochissimo, anzi diria niente. Si tratta di usare i famosi mazzarotti, però occhio, usarli bene. Allora, tu parti da una magnata di polenta e cunelli. Ah, ma quando metto su, mi vedo in 4, metto su un parolo e mezzo, mette su una bella stagnare polenta, così contenti tutti. E dopo avanza sta mezza polenta. E sta mezza polenta la diventa oro, perché? Perché la diventerà la polenta colondese. Polenta colondese perché? Intanto vi farò vedere la padella. La padella è fatta così, griglia, vedete è tutto, la griglia insomma, quando voi gli mettete su la polenta si forma tanti uno, cioè mio di tonde se può essere 33, 1111, feroi, di solito insomma due segnetti neri vuol dire, quando la mette su al limite proprio ma un pelde di burro sotto, la polenta diventa come nuova, anzi meglio di più. Tracchete lì, insieme 2-3 tocchetti di formaggio che avanzare, qualche cunelotto, tocchetti di cunelotto che avanzare, un po' di rugane che avanzare e anche per stavolta tira innanzi, no? Nel senso che arrivi a mettere insieme la colazione con la cena. Tu sta a non mangiare massa polenta di prima o a farne di più, cioè anche a voi dovete un po', la polenta colondese può diventare anche la polenta del 0,5, cioè se, però l'importante è la padellota colondese e chiacchierare, e dopo non vi vengo incontro e dopo non vi do consigli utili contro sta crisi per mangiare star bene, ma è gratis fra l'altro, gratis. Alla prossima.